L'episodio più grave che l'ha visto protagonista è stata una rapina lo scorso 4 giugno in larga Europa a Padova, dove, per rapinare un uomo di 78 anni di un bracciale in oro del valore di 8.000 euro, l'avrebbe fatto cadere procurandogli lesioni con una prognosi di 7 giorni. La polizia ha rintracciato in via Tiepolo, al Portello, un uomo di 34 anni, italiano, sospettato di essere l'autore di questa rapina e di altri 14 episodi di furti e rapine commessi a Padova in zona Portello e in provincia. Per l'uomo è stato richiesto l'arresto. Molti i furti nei supermercati e di biciclette, oltre alle spaccate alle auto. A luglio ha anche aggredito con lo spray al peperoncino il proprietario di un'auto che stava svaligiando. Nei mesi scorsi era stato anche fermato in pieno centro città con in tasca un coltello. Ora per l'uomo si sono aperte le porte del carcere in attesa del processo.